Amici bellini, allora, indovinate che giorno è? Lo sappiamo tutti, è venerdì, oggi è venerdì e praticamente sono stato ospite da Paolo ancora una volta. Benvenuto Paolo Vincenzo Ferrara, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale perché qua sarà un'estate calda, quindi non perdetevi neanche un video. Dobbiamo parlare di Sergio Conceição, però ovviamente io non sto sul pezzo perché manco il tempo di svegliarmi, ho dormito zero ieri, quindi ovviamente lo capirete. Ne parlo a fine video. Nel frattempo godetevi l'intervento da Paolo Del Genio, dove secondo me ho fatto un attimo il punto della situazione, perché in questo momento ci sta, e vi dico, con questo video, con queste mie parole, io rispondo idealmente a tutti i commenti che mi sono arrivati. Non ho avuto il tempo manco di mettere i cuori, ma perché volevo rispondere veramente a tutti. Nessuno può avere la ragione in tasca, perché se qualcuno mi dice i giocatori si sono venduti la partita, io non ti dico sbagli, non è possibile. Se qualcuno mi dice l'ha sbagliata Gattuso perché non si prepara così, io non ti dirò Gattuso ha fatto tutto bene. Se qualcuno mi dice è colpa della società perché se avessi i dirigenti che ti fanno rispettare e non ti facevano proprio arrivare Chiffi ad arbitrare così, io nemmeno dirò non è così, perché comunque la società quando con Sarri abbiamo vinto era snella. Sentitemi bene, abbiamo ragione tutti, perché quando si arriva a una catastrofe così totale in un punto, in una giornata, in un punto dove tutte le squadre avversarie ci stanno sfottendo e ce le dobbiamo tenere, abbiamo ragione tutti. Quindi questo è la chiosa secondo me importante da fare. Dopodiché ci vediamo a fine video. Per Conceição devo dirvi un'altra cosuccia. Vai. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Valerio da New York. Buonasera a Ciao, tutti. Ale. Ciao Anna, ciao Sabrina, ciao Antonio, Ciao. ciao Paolo. Ragazzi, vabbè, siamo distrutti, siamo devastati ed è logico che sia così. Credo che a oggi noi abbiamo dovuto fare la colpa dei giocatori, la colpa dell'allenatore, la colpa della società, vuol dire che ci sono colpe in generale. La mia considerazione è che le posizioni in classifica si programmano. Questa è una cosa che tu, credo Paolo, abbia detto spesso. Se il Napoli lotta per lo scudetto, si qualifica in Champions. Se il Napoli lotta per la Champions, si qualifica in Europa League, bene o male. Non lo so questo non lo so, questo dipende da tanti fattori. Il Napoli non si è qualificato per un gol alla fine, no? Quindi alla fine il problema non è tanto che non si è qualificato, il problema è che certe partite che prima o poi nell'arco di una stagione capitano non le sappiamo giocare. Questo è il punto. E mi rimando a quello che stavate dicendo sui giocatori che non hanno vinto niente. Se andiamo a vedere i giocatori che erano presenti ieri, giocatori di personalità, io ne conto due, anzi uno e mezzo. Uno è Manolas e l'altro è Insigne a corrente alternata, perché Insigne lo vediamo reagire bene contro Lewandowski in nazionale, lo vediamo reagire a volte con il Napoli quando va tutto bene. Ieri no. Sì, ma molti giocatori del Napoli, ora non voglio fare l'elenco perché io direi tutti, faccio prima se dico tutti, però la maggior parte o tutti i giocatori del Napoli sono grandiosi quando va tutto bene, per loro abilità va tutto bene spesso, perché il Napoli quante partite ha vinto? 25 le ha vinte, quindi molto spesso va tutto bene. Infatti quando vince poi dilaga. Quando vince poi dilaga, da spettacolo, fanno gol stupendi, giocate, cambi gioco, toc, tac, boom, gol a volo, è uno spettacolo eccezionale. Poi invece quando si ingrippano nelle chiocche non segnano manco se stanno soli davanti al portiere, no, e fanno 2 o 3 passaggi in fallo laterale che onestamente all'età mia, con la panza mia, io non lo sbaglio mai quel passaggio laterale. 2 o 3 volte l'abbiamo buttato in fallo laterale col compagno a 7 metri. Esattamente. E quindi partita che può capitare, no? Che la partita storta, che l'avversario è più A noi forte. sì, a noi in certi casi sì. Dico, l'avversario non è più forte sulla carta, No, ma che no, è no. più nella partita. L'avversario è quello che ci dà fastidio a noi, pure se fa le cose al 70%, al 60%, non so, certo non era il Verona dell'andata, perché se era il Verona dell'andata stai sicuro che ci dava 4 palloni pure mo'. Sì, ma il Verona Perché proprio il non ha Verona- bisogno di grande qualità per fare quel gioco. No, il Verona. Ma tu hai visto la catena Ragazzi, il Verona si è salvato comunque pareggiando a Milano col Milan, a 10 dalla fine pareggiava con l'Inter, ha vinto a Roma con la Queste Lazio. partite qua le gioca bene. È chiaro che essendosi salvato molto in anticipo, Ha poi a un mollato un certo po'. punto se abbassi le motivazioni, questo gioco uomo su uomo non lo puoi più fare. Vedi l'Atalanta
se non ha motivazioni non può vincere con nessuno, perché loro devono giocare su quell'aggressività. Loro hanno una Sono particolarità. prime e seconde in classifica per falli e duelli. Loro hanno una particolarità di carattere tattico. È un calcio che è strettamente collegato alla motivazione. Invece di, per esempio, in fase di possesso, per come si trovano disposti in campo, loro invece della famosa catena che si forma con 3 calciatori, no, sulle corsie esterne, loro a volte formano addirittura un quadrilatero. Ieri si vedeva benissimo perché sinistra c'era Di Marco, c'era Ilic, sinistra loro, destra nostra. Sì, sinistra loro, destra nostra. C'era Di Marco che veniva, il braccetto di sinistra dei 3, c'era Ilic, il centrocampista centrale di sinistra, c'era Lazovic, l'esterno sinistro, e c'era Zaccagni, il trequartista di sinistra. Erano 4 giocatori, lli purtroppo... Questa è la ripartenza che prendiamo in faccia quando andiamo a pressare. Esatto. O ti organizzi bene, o che con si sviluppa sempre passaggi, come stai dicendo tu, però. o con 2 passaggi semplici ti trovi in inferiorità perché numerica. parte così, comunque combinazione come, insomma, con i giocatori che stai elencando. Hanno linee di passaggio molto precise, molto definite, e i giocatori che si muovono sono bravi. Ilic è molto bravo, per esempio, ecco, centrocampista centrale per il futuro del Napoli. Sì. Che poi tra l'altro ha giocato per l'assenza di Barak. Tra l'altro questo è molto giovane, scuola Manchester City, io non lo so, poi non l'ho seguito tanto, tutto l'anno ho visto a che partita del Verona, però questo è giovane, c'ha potenzialità. Ilic, il centrocampista centrale del Verona, fisicamente forte, tecnicamente bravo. 2001. 2001. Non lo so se... scuola Manchester City, non so se è un giocatore che si può andare a prendere, però è un giocatore forte veramente. E quindi vogliamo guardare al futuro con fiducia o con preoccupazione? Con non lo so. Con un non lo so grande quanto una casa. Ora ci sta. Non lo so, ti può andare bene, ti può andare male. Devi indovinare l'allenatore e non è facile. Devi indovinare i calciatori. Devi indovinare i calciatori, è ampia la discussione, sia quelli che devi mandare via che quelli che devono arrivare, devi indovinare tutto. L'unica cosa che sappiamo, forse, non riguarda noi, è che le altre non faranno granché, l'hanno già annunciato, e quindi almeno non allungheranno troppo, quindi dipende da te se vuoi perdere troppa strada oppure no. Però sì, Antonio, ma l'Inter sta avanti, il Milan sta avanti a noi. Come organizzazione societaria è una squadra più guarda giovane. Che il Milan è bravo, il Milan è più giovane, questo è un dato da non sottovalutare. E ci è arrivato davanti. Il Milan quest'anno è arrivato davanti a noi per pochissimo. Senza 3 punte per 3-4 mesi. Però sono mancati ieri nella partita decisiva, mancavano Ibrahimovic e Rebic. Ibrahimovic è mancato 19 partite, 19, metà campionato. No, ha avuto parecchi infortuni. In difesa ha dovuto buttare dentro ragazzi debuttanti, giovanissimi. Infatti. Quindi, detto questo, avendo una rosa molto giovane... Questo perché ha visto solo le assenze in casa nostra. Il Milan ha fatto una grande stagione con una squadra più giovane e aveva una cosa fatta meglio di noi. Oltre, diciamo, secondo me anche un'organizzazione migliore, devo dire la verità. Quando hanno giocato bene veramente. Noi abbiamo giocato bene solo quando è andato tutto liscio. Però hanno avuto nettamente una panchina migliore, ma nettamente, perché hanno vinto anche partite con 7-8 assenze, mentre noi con 7-8 assenze sappiamo che cosa è successo. Quindi avevano una panchina migliore. E quindi l'Inter così, il Milano così. O avevano una panchina migliore, scusami Vale, o avevano una panchina migliore, o dobbiamo fare sempre l'opzione 2, o avevano un'organizzazione di gioco talmente collaudata che pure quando mancavano tanti andavano avanti di identità. Sì, ma poi a me sembra un'identità semplice quella che dà Pioli, non dà grandi idee assurde, insomma stanno lì, occupano le loro posizioni, le occupano bene, secondo me la presenza di Ibrahimovic, di Maldini e di tutte le figure societarie fa tenere tutti sempre sul pezzo. Però sai quando si fa l'analisi ruolo per ruolo, no? No, però si tira la conclusione a un certo punto non sappiamo più non abbiamo più capito qual era la nostra panchina, cioè capito, Demmer panchina o no? Infatti. Volevo dire una cosa di una semplicità estrema, mi rivolgo ai colleghi, che l'organico del Napoli era nettamente superiore al Milan. Noi facciamo finta che per misurare il valore di un organico bisogna fare, non si fa così, però è semplificativo. Facciamo ruolo per ruolo, no? Portiere, mi dispiace, i nostri sono bravi, ma quello loro gli ha salvato alcune partite. E già siamo 5-6 punti, non lo so come quantizzare, 5-6 punti in meno sul portiere. Coppia centrale, i loro hanno fatto meglio di noi, terzino destro, bravo il nostro, forse un po' meglio noi, terzino sinistro, 15 punti di differenza. 15 punti di differenza sul terzino sinistro. Ma perché il nostro va a meno. No, il nostro va a favore dell'avversario. Va bene, sotto zero. A centrocampi, loro centrocampisti che sia fatto un grande campionato, gli attaccanti, cioè, perché siamo molto meglio della rosa, si fanno le affermazioni a volte senza poi andare
a vedere dentro quello che si è detto. Ma qui siamo alle follie, ora non voglio interrompere Valerio, però qui non siamo alla previsione sbagliata, qui siamo alle follie, tipo Yusai, fino all'altro ieri c'era il partito del rinnovo di Yusai, inamovibile, Ma poi che è ogni un terzino stagione facciamo questo, adattatissimo, non è che già fa cambiato fatica niente. a destra, ora poi fa l'errore, insomma lì e la gente cambia di nuovo, però fare il partito, Però Valerio firmi, dice una cosa importante, cioè il Milan ha anche delle figure che fanno da collante, al di là di Ibrahimovic c'è anche Maldini, ma un calciatore del Napoli con chi si interfaccia, al di là del presidente eccetera, chi è il collante, chi è che rappresenta la società, che ne fomenta l'identità? Nessuno. Non c'è dubbio. Cioè è la Esatto. terra di nessuno questa. Non c'è dubbio. Io per concludere non voglio rubarvi troppo spazio, il discorso mio è generale, io sono devastato, quello lo vedrete, di solito sono sempre allegro, ma non riesco più a esserlo. Si aggiunge la Roma se Mourinho funziona e indovina tutto, la Juventus non la possiamo escludere, l'Atalanta dà continuità al suo progetto, il Napoli lotta per il quinto posto insieme alla Lazio. Dobbiamo vedere se la Fiorentina rientra, se è qualche sorpresa tra il Sassuolo, il Verona, l'Udinese di volta in volta. Vale, sulla Roma non lo so se prestissimo, se ci ha superato così in tromba solo perché ha pigliato Mourinho. Questo voglio vedere. Sulla Lazio ho delle perplessità, l'Atalanta non lo so se si riconferma. Juve, Milan e Inter partono davanti a noi, non c'è dubbio. È ritornata Esatto, c'è la un triade. posto. Non c'è dubbio su questo. C'è un posto per lottare lì e dobbiamo partire, secondo me, partiamo da un'organizzazione societaria, dopodiché se riusciamo a mettere dei giocatori di personalità ed esperienza va bene anche un allenatore bravo, medio o giovane che sta crescendo, altrimenti devi prendere un allenatore che compensa, che fa anche da psicologo, che quando la squadra si allarga entra in campo e ti dice dove sono le preventive, dove sono le cose che abbiamo studiato e che abbiamo fatto nelle ultime partite, e i giocatori all'interno, se capita il rigorino che non è manco rigore, devi farti espellere se veramente vuoi dimostrare ai tifosi che vuoi andare in Champions. Io questa cosa qua ai tifosi non la posso contestare, perché se Mertens cade e timidamente protesta e quello è il rigore che ti porta in Champions, hai sbagliato tutto, ma ti porta in Champions e nessuno si fa espellere per andare a chiedere di andare a vedere al VAR. Hai ragione. difficile. Ma quello però c'ha l'origine della società che fa silenzio stampa invece di farsi Esatto. sentire, quindi è una conseguenza. Grazie Valerio. Grazie a voi. Ciao. Ma poi con Sessà ce lo siamo scordati per la strada. E non ti preoccupare, ne parlo io. Signori, io di Conceição dico una cosa sola. È opportuno fare una citazione sua di Conceição. Amo il calcio realistico. L'unico modo per essere certi di far punti è non prendere gol. Ok? Quindi questo potrebbe essere in antitesi con il calcio di fare un gol più dell'avversario, quindi un calcio molto offensivo, che è quello che credo Gattuso volesse fare con questa squadra. Non sto dicendo che diventiamo una squadra ciolista, che difesa e contropiede, non lo so, e diffidate da quelli che vi dico come gioca calcio Sergio Conceição e così sarà, perché Sergio Conceição, seppure ha giocato in un modo nelle sue esperienze passate, deve venire a Napoli, deve capire quali giocatori ha, bisogna ricominciare da capo, può essere pure che dovrà inventarsi un nuovo modo di giocare, come è capitato anche per Gattuso, perché come è capitato per Ancelotti, che ricordiamo all'inizio parte con il 4-3-3 con Hamsik in regia, ce lo ricordiamo, poi si accantona e si passa al 4-4-2 tutto ibrido. Gattuso si mette 4-3-3 per far contento il Napoli, lo spogliatoio, le certezze, tutti in difesa e contropiede, dopodiché si passa al 4-2-3-1 di fantasia e di attacco totale. Signori miei, si ricomincia da capo. Io però spero che questa notizia di Sergio Conceição venga confermata. Conceição! C'è già l'hashtag, perché sbaglierà un paio di partite e oramai noi abbiamo l'hashtag facile, si ricomincia da capo. Benissimo. Conceição suona pure bene rispetto a Gattuso out, che potevi dire Gattuso out. No, Conceição è perfetto. Dobbiamo ricominciare da capo, quindi io spero che venga confermato, semplicemente per non avere poi gli strascichi per un mesetto ma magari con Allegri facevi il salto di qualità. No, secondo me come dimensione ci siamo,
come allenatore che ci azzecca con il Napoli. E la riflessione che faccio è che probabilmente molti sono stati i no ricevuti da De Laurentiis quando ha fatto tutte le telefonate del mondo, non le ultime telefonate tra Allegri, probabilmente Spalletti, che resistono là, stanno aspettando chi il Real Madrid. Non riesco a parlare oggi, è un'intuizione mia. Gli allenatori non vogliono venire più a Napoli, a meno che non devono fare un salto di qualità personale. A Conceição farà piacere venire in Italia e confrontarsi con il calcio italiano. Da New York Valerio Fluido è tutto, ovviamente domani ce ne saranno di altre e possiamo anche andare più nello specifico. Ho delle idee in testa per nuovi video, non mollate, lasciate un sacco di like. So che sono arrivati più di 800 like sul video di ieri, quindi mi sto organizzando con Gerardo Marino per farvi vedere per uno sfizio personale anche tutti gli errori / orrori arbitrali che ci hanno portato fuori dalla Champions, insieme agli errori di Gattuso, agli errori della società e agli errori dei giocatori. Mamma mia, com'è completo, Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,